Una finestra sul mondo, il mensile Tempi. E la linea torna a Giulio Cainarca. E saluto e ringrazio naturalmente Federico Borsari in regia, saluto e ringrazio anche Emanuele Boffi che dovrebbe essere collegato con noi, direttore del mensile Tempi, tempi.it. Emanuele, buongiorno. Buongiorno. Mi stavo domandando se anche tu ti poni questo problema. Io sono rimasto molto scosso da questa notizia e da questo commento che abbiamo appena finito di leggere in rassegna stampa e mi sento di vivere in un paese profondamente incivile, lo devo dire. Sento su di me spirare un'aria di fascismo che non è tanto, diciamo, derivante da provvedimenti clamorosi, ma sai, sono quei piccoli provvedimenti, passo dopo passo, piccolo provvedimento dopo piccolo provvedimento, segno dopo segno, anche minimale. E beh, la mentalità fascista in Italia sta prendendo piede e lo si deduce anche dal fatto che da noi è inimmaginabile, sottolineo questo aggettivo, lo scrivo in grassetto, lo pronuncio in grassetto come quella cretina che su internet sta impazzando, no? Col corsivo e il maranzanese, eccetera, eccetera. Lo scrivo in grassetto, lo dico in grassetto, perché in Catalogna, tu devi sapere, lo saprai già sicuramente Emanuele, che è entrata in vigore una legge che consente a tutti i cittadini, quando vanno al mare o in piscina, purché sia una struttura pubblica, di coprirsi o di scoprirsi come vogliono, cioè possono mettersi il burkini, ma possono mettersi anche nudi. Il tutto dopo una battaglia di un gruppo femminista chiamato Capezzoli Liberi. Ora, in Catalogna ce l'hanno fatta. Io temo, credo che anche tu possa condividere la mia preoccupazione, Emanuele, che noi non ci arriveremo mai a una legge così libertaria, liberale, perché c'è il fascismo in Italia, o no? Capisco la tua ironia, sì, effettivamente con questa storia del fascismo stanno proprio esagerando, d'altronde appunto è anche un modo per parlare di questioni laterali, satellitari, non entrare nel merito delle cose importanti. D'altronde, tra l'altro io non capisco anche perché continuano così tanto a insistere, visto che gli italiani non sono stupidi, si accorgono benissimo di non vivere sotto un regime e quindi anche questa insistenza sul fascismo in realtà, anche se fosse vero, è controproducente dal loro punto di vista, dico, come dimostrano anche i risultati elettorali. Ormai hanno infilato una serie di sconfitte che sta diventando piuttosto lunga, questa serie di sconfitte. Quindi diciamo così è fastidioso questo continuo insistere sul fascismo, un fascismo immaginario, per usare un termine famoso, no? Eh già, così come oggi è fresca di giornata, ma direi abbastanza a che fare, anche poi ci entriamo più dettagliatamente con il tuo commento nella rubrica delle lettere a tempi.it che c'è in home page stamattina, no? Dicevo stamattina la roba di giornata, la questione di giornata è il fatto che il governo ha dato il suo parere positivo a un ordine del giorno nel quale si promettono di punire coloro che hanno fatto i furbi sulla cassa integrazione Covid, citando anche, perché il documento è stato presentato dal PD, il caso di Visibilia, la società della ministra Santanchè. Allora, secondo infinite pagine di giornale di stamattina, questo è un atto di sfiducia del governo nei confronti della ministra Santanchè, la quale in questo caso, credo, Emanuele, ne è uscita alla grande perché ha detto sono d'accordo anch'io. Se volete punire chi ha malversato sulla cassa integrazione Covid, io sono d'accordo, perché nonostante voi mi accusiate, io non l'ho fatto e lo dimostrerò in futuro. Insomma, oggi è nata tutta una polemica, verrebbe da dire sul nulla di questa cosa qui, ma altamente indicativa del fatto che mi pare sia la stampa nemica a questo governo, sia l'opposizione legittima in Parlamento abbiano un po' pochi argomenti al momento di politica vera per fare opposizione. Almeno questa qui è la sensazione. È quasi, diciamo, annichilente stare dietro alle questioni di giornata in questo momento di politica interna. Che ne dici tu? Ma bravissimo, sono completamente d'accordo con tutto quello che hai detto. La cosa che tutte le volte mi stupisce è questa, cioè che la sinistra, una volta che dice le cose, pensano che
per il fatto di averle dette siano automaticamente vere, cioè se i giornali di sinistra dicono che sul tal personaggio c'è un'inchiesta, allora automaticamente è colpevole, quindi la discussione per loro non può prescindere da questo postulato che hanno posto all'inizio della presunta discussione, perché non è una discussione, al massimo può essere una difesa da gente che ti tira i sassi. È questo che colpisce, cioè, ma è sempre stato così. Devo dire che questo soprattutto i giornali di sinistra, perché tante volte poi in realtà gli esponenti della sinistra, ve ne sono alcuni completamente al traino di un giornale che secondo me è proprio l'emblema di questo, che è Repubblica, in secondo ordine La Stampa e Il Fatto. Ci sono alcuni politici di sinistra che sono proprio, sembrano quasi al servizio di questi giornali, ma ce ne sono tanti altri che invece sono molto più ragionevoli e capaci anche di un confronto con gli altri parlamentari. Però è proprio vero quello che tu hai detto, cioè questo caso della Santanchè è l'ennesima, diciamo così, riprova di questo che stiamo, di questo di cui stiamo parlando, che è proprio un modo di ragionare, ma è anche un modo proprio antidemocratico, cioè che evita il confronto, vuole semplicemente dimostrare delle tesi precostituite. No, poi tra l'altro mi sembra, non so come la vedi tu, che discutere di queste cose significa poi lasciar correre veramente le questioni più importanti, no? Perché se credo, cioè, ci sarebbero molti argomenti anche per fare le pulci a questo governo, cioè si potrebbe prendere la questione fiscale, la questione del lavoro, la questione delle riforme istituzionali e dire, oh ragazzi, voi avete parlato tanto, ma state ancora combinando poco. E invece penso ci si perde e magari questo innescherebbe anche una discussione positiva su quei temi lì strutturali, no? Perché in fondo è compito dell'opposizione fare questo, mentre invece se tu ti limiti alla visibilia, a Sant'Anché, all'ordine del giorno, ma poi oltretutto il cittadino medio fuori da queste stanze che frequentiamo noi per lavoro e quelli lì per mestiere pure loro in Parlamento e altrove, cioè fuori da queste beghe qui di pochi iniziati, ma il cittadino fuori da qua che gli frega di sta roba qua. Sono completamente d'accordo con te, cioè a volte danno proprio l'impressione, io che pure ho una grande idea della politica, tendo sempre, diciamo, a difenderli, a volte anche io devo ammettere che ho questa impressione, cioè che vivono dentro in un microcosmo, che sono le loro chiacchiere che fanno nei corridoi del transatlantico in camera e pensano che quello sia l'universo mondo, ma all'esterno la gente appunto questi discorsi del fascismo, di questi discorsi legati agli affarucci Capezzoli magari liberi, pensa un po', capezzoli liberi. Cioè gli interessa poco, hanno altri problemi, no? E quindi, come dici giustamente tu, sarebbe più interessante se l'opposizione facesse veramente l'opposizione. Sarebbe un vantaggio anche per il governo. Diciamola tutta, Giulio, a parti invertite, tante volte anche la destra è caduta nello stesso tranello, certo, ma questo è un problema generale, secondo me, del fatto che la politica purtroppo è diventata sempre di più una questione di comunicazione e non di discussione dei problemi veri. Questo è un grandissimo problema, perché se la politica diventa semplicemente comunicazione, i partiti diventano sostanzialmente una sorta di uffici stampa, poi dopo le decisioni vengono prese lo stesso, però non vengono prese, diciamo, davanti a tutti, ma nel retropalco, no? Da qualcuno che invece non è sotto i riflettori e non è sotto la possibilità che qualcuno lo possa criticare, vedere bene che cosa fa. Questo è veramente tra l'altro, un Emanuele, proprio diciamo su questo terreno della politica fatta di questioni strutturali, forti, di contenuti di azione di governo vera, no? Cioè fisco, immigrazione, ordine pubblico, sanità, riforme vere, no? Non le ciance del giorno per giorno. Proprio su questo terreno credo ti porti anche la lettera, molto bella tra l'altro, e che tu hai coraggiosamente, mi viene da dire, pubblicato in home page su tempi.it di un lettore, no? Che si firma Paolo. Io vorrei citare qualche passaggio di questa lettera, poi la risposta invece i lettori, gli ascoltatori, le ascoltatrici la possono leggere su tempi.it, ma lascio a te naturalmente di commentare quello che tu hai risposto a questo ascoltatore, a questo lettore, il quale scrive appunto: gentile direttore, ieri Claudio Cerasa, cioè il direttore del Foglio,
notava che i numeri 1 di Eni, Poste, Agenzia delle Entrate, Ragioneria dello Stato, Demanio, Banca d'Italia, i soliti noti, generale Figliuolo, commissario in Emilia-Romagna, Cingolani nell'azienda Leonardo, l'ex Finmeccanica, insomma, sono tutti uomini di Mario Draghi. All'elettore medio, al cittadino, i ministri chiave sembrano provenire dal PD. Addirittura Giorgetti che fa uscire la letterina a favore del MES da parte di un suo tecnico. Schillaci, che era l'ex consulente di Speranza, il ministro Piantedosi, il quale è zelante a vietare l'8-8 sulle maglie dei calciatori per combattere i rigurgiti nazisti, ma è inerte per 60.000 migranti in 6 mesi, le violenze nelle città, la sommossa anarchica di Torino. Almeno la Lamorgese sapeva dove erano parcheggiati gli idranti, ti scrive questo lettore. Altri legiferano contro la proprietà privata, sempre in questa maggioranza, vedi la questione degli affitti brevi. Altri cianciano di transizione ecologica per evitare le alluvioni, altri sono ciechi sulle iniziative anti-automobili dei sindaci, eccetera. Insomma, scrive il tuo lettore, caro Emanuele, a parte qualche eccezione, questo governo Meloni è un Draghi 2 senza gli urlatori del PD, ma con le stesse politiche e gli stessi ideali. E forse tutto questo è voluto dalle elite progressiste che non possono più contare su partiti di riferimento. PD non c'è più, Schlein dov'è? Dal governo che può manovrare senza opposizione, a patto che il governo rimanga solo su certi temi, cioè appunto che eviti di affrontare le questioni strutturali, sanità, immigrazione incontrollata, ecologismo fanatico, fisco e autonomia da Bruxelles. Insomma, che eviti gran parte di ciò per cui gli elettori l'avevano votato. Non si può certo festeggiare, conclude Paolo. Credo che un'analisi di questo tipo, lo dico perché conosco e sento le voci anche di chi ci ascolta, sia un'analisi che sfiorerebbe l'80% degli ascoltatori di questa radio, no? Quindi rispondendo a Paolo tu rispondi anche a loro. Cos'è che hai risposto a Paolo? Io l'ho letto prima la tua risposta ed è bello questo botta e risposta su tempi.it stamattina. Allora, innanzitutto l'ho pubblicato perché la lettera è descritta, c'è dell'ironia e del sarcasmo che io apprezzo sempre. Cioè io preferisco sempre confrontarmi con chi ha un punto di vista chiaro e in questo caso anche ben esposto, però ovviamente Paolo vede soltanto quello che vuole vedere, cioè oggettivamente lui certamente ha delle ragioni per dire quello che dice. Io certi aspetti li condivido, su altri ovviamente si possono elencare anche fatti che sono in controtendenza. Allora dov'è la in controtendenza rispetto a quello che scrive lui, no? Allora dov'è la verità? Secondo me la verità è in mezzo e soprattutto c'è una macro verità che noi dobbiamo sempre ricordarci, e cioè che oggi la politica italiana, che sia un bene o che sia un male, io penso in fondo che sia un male, però è fatta più a Bruxelles e a Washington che a Roma. Allora oggi chiunque sia il nostro Presidente del Consiglio deve fare un bagno di realismo e, come dire, fare i conti con questo fatto. Naturalmente quindi vuol dire che ogni volta che prendi una decisione in realtà deve arrivare a una sorta di compromesso. A volte questo compromesso penderà dalla parte positiva e positiva per l'Italia, per il nostro paese, altre volte invece dovremmo, come dire, ingoiare il rospo. La vera questione quindi è quello che io dico alla fine a Paolo, è che diventa sempre più importante capire se con le elezioni europee del 2024 l'Europa, io dico, cambierà verso, non perché mi illuda che avremo davanti a noi un futuro radioso se vincesse una destra, però è chiaro che se in Europa il Partito Socialista fosse messo un po' da parte, avesse un risultato negativo, molte cose, su tutte citiamo la questione del green, potrebbero cambiare e le politiche potrebbero diventare, non so se migliori, sicuramente almeno un po' più realistiche, un po' meno ideologiche, e quindi anche gli spazi di manovra del nostro governo potrebbero essere più ampi di quelli che sono oggigiorno. Ecco. Bene, allora sono già le 9:30, noi dobbiamo salutarci. È bello questo dibattito che la lettera ha innescato, no? Perché è un dibattito su cose vere, una volta tanto, su cose sostanziali. Segnalo anche per le amiche e gli amici che ci ascoltano
un bel pezzo di Mauro Zanon, sempre in home page su Tempi stamattina, tempi.it, sulla Francia e sulla riesplosione della polveriera francese, delle banlieue di Nanterre in questo caso, ne abbiamo parlato anche stamani. Voi avete molta attenzione, poi ti rubo un secondo perché siamo già oltre i tempi, ma devo dire che dedicate molta attenzione alla Francia, vista come una chiave di lettura di tante questioni che attraversano l'intera Europa e anche noi, no? Certo, sì, questo tra l'altro è un caso appunto significativo di questo ragazzo che è stato ucciso da un poliziotto. La dinamica, ma qui uso il condizionale perché non è ancora del tutto chiara, sembra dar torto a questo poliziotto, cioè il ragazzo non si è fermato a un alt, ma il poliziotto ha esagerato, nel senso che il poliziotto non era in pericolo di vita, ma ha risposto sparando e ha ucciso il ragazzo. Ma al di là del fatto scatenante è interessante notare come ancora una volta in Francia, ci sia un problema veramente importante con le banlieue e più in generale con l'Islam, con la questione islamica. E questo secondo me dovrebbe essere un monito anche per l'Italia, perché la Francia ha fatto una politica sull'immigrazione molto aperta negli anni precedenti e oggi si trova ad avere questi problemi. Forse dovremmo pensarci anche noi. Allora, io ringrazio Emanuele Boffi, tra poco credo esce il numero di luglio del mensile Tempi, ma ne parleremo settimana prossima a questo punto. Grazie Emanuele, buona fine di settimana e buona giornata. Grazie ancora. Un saluto a tutti. Avete ascoltato la rassegna